Buonasera ai titoli. A Lampedusa si rivivrà un momento storico 13 anni dopo la visita di Papa Francesco. Sabato arriverà sull'isola Leone XIV. Una nostra troupe documenterà i momenti più significativi. A Messina, in penna con la moto, travolge e uccide una quindicenne, arrestato per omicidio stradale un ventenne che girava al circuito di Torre Faro. A Palermo, tentata violenza sessuale dopo il concertone al Foro Italico. Una ragazza di Agrigento riesce a mettere in fuga l'aggressore. Sempre nel fine settimana, un autista dell'AMAT minacciato con una pistola da un giovane. A Ragusa, il registro dei tumori per programmare la sanità del futuro. Intanto aumenta la sopravvivenza dei malati per i progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Caltanissetta, troppe inchieste, non abbiamo gli strumenti per seguirle tutte. L'allarme del presidente della Commissione Antimafia regionale Cracolici per il caso della discarica di Timpazzo. A Palermo il concertone di Radio Italia in 47.000 al Foro Italia per cantare e ballare con i big della musica italiana. Calcio mercato, il Catania alle prese con chi resta e con chi parte. 3 i colpi già messi a segno dal Palermo. Eccoci, buonasera. Ancora pochi giorni e Lampedusa rivivrà un momento storico 13 anni dopo la visita di Papa Francesco. Nell'isola delle Pelagie il 4 di luglio arriverà Papa Leone a partecipare all'evento e a documentarlo anche una nostra troupe. Ci dice tutto Adelaide Barbagallo. Per la seconda volta un pontefice si recherà a Lampedusa, l'isola delle Pelagie, si prepara alla storica visita di Papa Leone XIV. Terra di approdo di migranti e accoglienza, nel 2013 visse l'indimenticabile arrivo di Papa Francesco. 13 anni dopo, altro evento memorabile con gesti e scelte simboliche. Sull'altare del campo sportivo dove Papa Leone celebrerà la messa ci sarà la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di unione fraterna. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta divisa a metà dove da un lato c'è l'effigie cristiana della Vergine Maria e dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita. Segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato da guerre che la serena convivenza tra popoli di diverse religioni è possibile. Leone XIV arriverà sabato alle 9 ad accoglierlo in aeroporto. Ci saranno l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il governatore siciliano Renato Schifani e il sindaco Filippo Mannino. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola dedicati alla memoria e all'accoglienza. Il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Una visita che è un evento storico che seguiremo con collegamenti in diretta durante i telegiornali di sabato. Adesso ci spostiamo a Messina dove una ragazza di 15 anni è stata travolta e uccisa da un ventenne che a bordo della sua motocicletta l'ha travolta. Adesso il ragazzo è ovviamente accusato di omicidio stradale ed è sconvolta tutta la comunità di Torre Faro. Sentiamo Tonino De Mana. Le tracce di sangue a terra, i segni dei rilievi della polizia municipale, lo strazio dei parenti, degli amici e di un'intera comunità, quella di Torre Faro, che piange l'ennesima vittima della strada. Giulia Scimone, 15 anni, si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, travolta da una motocicletta in via Circuito a Messina, non distante da un noto locale frequentato da giovani. Dopo l'impatto avvenuto proprio davanti all'abitazione dei nonni, la ragazza è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Papardo, ma le gravi lesioni riportate hanno causato il decesso, sopraggiunto poco prima dell'arrivo in ospedale. Ad investirlo un ventenne, rimasto leggermente ferito, ora indagato per omicidio stradale e ristretto agli arresti domiciliari. Sul conducente della moto sono stati eseguiti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale che ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escludono l'alta velocità ed una manovra azzardata, forse un'impennata. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Contestualmente è stato disposto il sequestro del mezzo a due ruote. La morte di Giulia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Messina è avvolta dal dolore. È il post del sindaco Federico Basile che ha espresso vicinanza ai familiari della sfortunata ragazza. Weekend nero a Palermo dalla tentata violenza sessuale su una ragazza di Agrigento in città per il concerto di Radio Italia a un autista AMAT che, pensate, è stato minacciato con una pistola da un giovane e poi ancora un ragazzo accoltellato a Bagheria. Marco Gullà.
Una violenza sessuale, un autista Amat minacciato con una pistola, un ragazzo accoltellato. È stato un weekend da bollino nero sulla cronaca a Palermo e in provincia. Ieri, dopo il concerto di Radio Italia al Foro Italico, una ragazza agrigentina di 35 anni è stata violentata da un clochard del Gambia. L'episodio si è verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. Dalle parti di Via Cala, il 31enne avrebbe iniziato a importunare la donna, diventando sempre più invadente. Dopo la violenza, la 35enne agrigentina avrebbe chiamato i soccorsi, fornendo una descrizione dell'uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. Sempre a Palermo, nel weekend, un autista dell'Amat, l'azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo, fermo al capolinea di Piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo. L'autista aveva chiesto ad una coppia di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L'autista è rimasto impietrito. Alla fine, convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. Sempre nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato invece a Bagheria. Una parola di troppo, una rissa, il ragazzo interviene per sedare la lite e viene colpito con un coltello alla spalla. Per lui qualche punto di sutura e una prognosi di 7 giorni. A Patti, nel Messinese, un agricoltore ha perso la vita mentre stava lavorando con il suo trattore che si è ribaltato e deceduto in ospedale per le gravi lesioni riportate appunto nell'incidente. Adesso a Palermo avevano assaltato un ufficio postale spaccando la vetrata con una macchina e facendosi consegnare 100.000 euro. Sono state arrestate così 3 persone. Orazio Longo. Si erano lanciati con una Fiat Tipo dentro l'ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. Queste le immagini di allora dell'assalto avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio del 2025. Da quell'auto che aveva sfondato la vetrata era uscito un uomo che assieme ad un altro, introdottosi nei locali attraverso un varco, mentre un terzo stava fuori con funzioni da palo, si era fatto consegnare il denaro contante presente nella filiale che gli impiegati stavano versando nello sportello ATM in previsione del pagamento delle pensioni che sarebbe avvenuto l'indomani. Un bottino di 100.000 euro. Adesso la squadra mobile palermitana ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, un quarantenne e 2 49enni, con l'accusa di rapina, riciclaggio e ricettazione. I sistemi di videosorveglianza della zona avevano sin da subito indirizzato il corso delle indagini su una batteria di rapinatori orbitante nel quartiere di Pagliarelli. Tramite l'ascolto delle conversazioni telefoniche e gli esiti delle perquisizioni e dei servizi di osservazione e pedinamento è emerso che i soggetti già parecchi giorni prima dell'assalto avevano pianificato il raid riunendosi presso un covo nell'area di Viale del Fante, dove avevano fatto arrivare un motorino rubato che presentava peraltro una targa di cartone sovrapposta a quella reale, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale e utilizzato per la fuga. A Catania la polizia ha scoperto un nascondiglio di droga in via Plebiscito dopo una segnalazione effettuata con YouPol, l'app gratuita per denunciare anche in forma anonima. All'interno di un autolavaggio un catanese è stato denunciato, aveva nascosto marijuana e cocaina divisa in dosi pronte per essere vendute. Presentato dal registro dei tumori di Ragusa i dati oncologici in provincia, un report su cui organizzare la sanità del futuro. Veronica Barbarino. Conoscere l'evoluzione dei tumori per intervenire prima, curare meglio e pianificare la sanità del domani. A Ragusa il registro tumori della provincia Iblea ha presentato i dati dell'andamento delle principali patologie sul territorio, dal 2015 al 2019, con un aggiornamento al 2022 sulle 5 forme tumorali più frequenti. Il quadro che emerge è tendenzialmente incoraggiante e in linea con quello regionale e nazionale. Negli uomini, tra i primi 5 tumori, abbiamo il tumore della prostata, il tumore del coloretto, il tumore del polmone, il tumore della vescica e al quinto posto il melanoma. Mentre tra le donne abbiamo al primo posto il tumore della mammella, al secondo posto il tumore del coloretto e al terzo posto sale il tumore del polmone e il tumore dell'utero corpo con il 5%. E ancora, la mortalità resta sostanzialmente stabile, mentre aumenta la sopravvivenza, segno dei progressi nella diagnosi precoce e nelle terapie. Il documento richiama inoltre l'attenzione
pone sul progressivo invecchiamento della popolazione, dove nella fascia over 65 si concentra il 61% dei casi di tumore, confermando la necessità di programmare in modo più mirato l'offerta sanitaria e i percorsi di presa in carico. Da questi dati possiamo avere un quadro generale su come funziona la prevenzione nella nostra provincia, sul funzionamento della clinica e quindi delle cure dei tumori, e danno un'idea a chi deve fare programmazione sanitaria per poter investire le risorse indirizzandole nel modo più opportuno. È sempre emergenza idrica in provincia di Agrigento, a secco, ma con perdite e allagamenti che in un caso hanno anche provocato il crollo parziale di una casa. Davide Sardo. A Canicattì una casa è crollata in parte a causa di infiltrazioni d'acqua, quell'acqua che però non arriva nei rubinetti. È il paradosso di un'emergenza che continua a esasperare i cittadini. Nel centro storico, in via Sottotenente Portalone, il cedimento di una condotta idrica avrebbe provocato il crollo parziale di un'abitazione. I proprietari hanno presentato una denuncia contro AICA e Comune, sostenendo di aver segnalato più volte il problema senza ottenere interventi risolutivi. Le perdite andrebbero avanti da circa 4 anni. L'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico. Da questa mattina sono al lavoro gli operai per riparare la condotta. Ma non è l'unica emergenza. Nel quartiere Borgalino, in via Colombo, l'erogazione dell'acqua è sospesa da oltre 40 giorni. Famiglie e attività commerciali convivono con pesanti disagi e continui problemi di approvvigionamento. In via Francesco Ferrucci le perdite continuano a creare allagamenti. Intanto resta fermo il progetto da oltre 6,5 milioni di euro annunciato per il rifacimento della rete idrica cittadina, e mentre ogni giorno migliaia di litri d'acqua si disperdono per le strade, molti rubinetti restano a secco. L'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sul ciclo illecito alla discarica di Timpazzo riporta al centro il tema dei controlli dell'ambiente. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Cracolici, lancia un allarme. Le inchieste sono ormai troppe da seguire, dice. Sentiamo Gerry Italia. La discarica di Timpazzo resta al centro delle verifiche dopo l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti. Una vicenda che non riguarda soltanto il piano giudiziario. Sul caso è già stata avviata una verifica tecnico-amministrativa regionale, mentre anche la Commissione Antimafia siciliana si prepara a approfondire la situazione. Il presidente della Commissione, Antonello Cracolici, punta il dito contro l'uso dell'emergenza come possibile scorciatoia per aggirare regole e controlli. Un richiamo ai rischi per territorio e comunità, con danni che potrebbero protrarsi per anni. È sempre il solito trucco, si utilizza l'emergenza per commettere reati, perché qualcuno pensa che in nome dell'emergenza si possano chiudere gli occhi di fronte al fatto che si creino, come dire, condizioni non solo di reati oggi, ma di devastazioni ambientali che riguardano poi la salute dei cittadini domani. Ma dall'incontro sulla questione morale arriva anche un'altra denuncia: le difficoltà della Commissione Antimafia regionale nel seguire il crescente numero di indagini aperte in Sicilia. La quantità di inchieste è elevata, non abbiamo gli strumenti per, come dire, per avere una nostra capacità di indagine e quindi di verifica delle condizioni che si determinano nel territorio, quindi c'è il rischio che la Commissione come dire, insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire. Il rischio, secondo Cracolici, è che le istituzioni siano costrette a rincorrere le emergenze invece di riuscire a prevenirle. Il caso Timpazzo resta dunque sotto osservazione. Tra magistratura, controlli amministrativi e commissione antimafia, il nodo della gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito anche politico. Una breve pausa, poi a Palermo per il concertone di Radio Italia. A Catania ripulita la Timpa Leucatia da rifiuti di ogni genere, materiali di risulta di cantieri edili sversati illegalmente. All'opera cittadini, il Comitato Futura Timpa Leucatia, il WWF con il patrocinio del Comune di Catania. E a Catania
Nella chiesa della Guardia ai funerali del presidente Aldo Grassi, uomo di grande cultura, è stato consulente dell'Unione Europea e professore al King's George Royal University di Londra. Ora ci spostiamo a Palermo per il maxi concerto di Radio Italia in 47.000 al Foro Italico per appunto questo avvenimento gratuito, una grande festa che ha unito generazioni trasformando il lungomare del capoluogo in un enorme karaoke a cielo aperto. Desiree Ferlito. 47.000 persone, 13 big della musica italiana e una città intera che per una sera si è fermata per cantare. Palermo si è trasformata ancora una volta nella capitale della musica italiana con il ritorno di Radio Italia Live, il concerto. Al Foro Italico davanti al mare e sotto un caldo torrido in tantissimi hanno cantato e ballato insieme per uno degli appuntamenti gratuiti più attesi dell'estate. Achille Lauro, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Ermal Meta, Marco Masini, i Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Elettra Lamborghini, Samurai J e molti altri, tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santori. Per ore migliaia di fan hanno sfidato il caldo pur di conquistare un posto sotto il palco e cantare insieme ai loro idoli. Una grande festa della musica italiana che ha unito diverse generazioni, trasformando il lungomare del capoluogo siciliano in un enorme karaoke a cielo aperto e regalando alla città una notte di spettacolo, luci e canzoni da cantare a squarciagola. In Piazza Duomo a Catania la consegna simbolica dell'incasso di un gol per la solidarietà, la partita benefica che quest'anno ha raccolto 31.000 euro. Le somme finanzieranno un parco giochi nel comune di Niscemi colpito dalla frana. Eva Spampinato. 31.125 euro, ecco la somma raccolta quest'anno dalla manifestazione sportiva di beneficenza che da 18 anni richiama allo stadio Massimino di Catania migliaia di persone con un obiettivo concreto: aiutare giovani, famiglie e comunità in difficoltà. È stato il record di sempre di questa manifestazione, 31.125 euro, quindi come non ringraziare la città e tutti coloro i quali ci hanno permesso di costruire questa magia, ovviamente in sinergia con le istituzioni, le autorità. Un gol per la solidarietà quest'anno sostiene il comune di Niscemi, duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio, con la realizzazione di un parco giochi per i bambini. Assieme al presidente Galvagno ci siamo subito interfacciati in quei mesi e abbiamo detto perché non favorire una realtà come quella di Niscemi, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco Conti a Niscemi e questo è il risultato di tanti sacrifici nei mesi scorsi. L'appuntamento ora, dopo questo evento, è quello di inaugurare il parco giochi per i bambini. Sono a Piano Mangione, dove abbiamo deciso di voler realizzare appunto la scuola nuova. I mesi dovrebbero essere circa 4. La consegna simbolica questa mattina in una piazza Duomo assolata e piena di turisti. Presenti i protagonisti dell'evento, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di All Star Sicilia. Una breve pausa, poi ci occuperemo di calcio. È già febbre da calcio mercato per le squadre siciliane, in particolare Catania e Palermo. C'è il calcio, il Catania deve valutare anche da chi ripartire oltre che dai più giovani, Cicerelli e Quagliini, verso la permanenza, più lontani Donnarumma e Casasola. Oltre alla volontà del club di alleggerire il monte ingaggi, entra in vigore anche il Salary Cap. Marco Carli. Da chi partire e a chi poter rinunciare è una delle prime valutazioni di Longo con la dirigenza, in parte già iniziata e che proseguirà nell'incontro previsto nel fine settimana e ovviamente con i primi allenamenti. L'obiettivo del club è alleggerire rosa e monte ingaggi, una scelta ma anche un obbligo. Dal 1 luglio 2026 tutte 60 le società di Serie C sono obbligate a rispettare il nuovo salary cap. Ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, soglia destinata a scendere al 45% nella prossima stagione.
stagione. Ecco anche perché si parte dai più giovani sotto contratto come Jimenez, Bruzzaniti, Leonardi o lo stesso Ponsi, ed ecco perché se alcuni giocatori hanno mercato possono partire. Due casi emblematici sono Casasola e Donnarumma. Ragioni tattiche, la difesa a 4, ma anche l'ingaggio potrebbero spingerli altrove con il beneplacito del Catania che abbasserebbe le spese. Su Dini le valutazioni potrebbero essere diverse, il valore di mercato c'è ma il portiere dovrebbe restare. Su Cicerelli le voci non sono mai mancate e proseguono, ma il giocatore si è esposto pubblicamente e diventa difficile vederlo lontano da Catania, dove resterà Di Gennaro e probabilmente anche Quaini. Su Corbari incideranno le valutazioni di Longo, Allegretto farà parte del progetto. A breve si entra nel vivo, ci sono ruoli come il centrocampista centrale o l'attaccante, nonostante la presenza di Leonardi e probabilmente Caturano, che diventano prioritari anche per dare un gioco alla squadra, l'altro obiettivo dichiarato dal club. Calciomercato, in arrivo le prime ufficialità per il Palermo, 3 colpi che verranno ufficializzati a breve. In avanti si stringe per Luvumbo. Sentiamo Marco Gullà. Si apre la settimana che darà il via ufficialmente al calciomercato estivo e quindi parallelamente arriveranno le prime ufficialità. Il Palermo ha già 3 colpi in canna, Hernani, Estevez e Cassandro, tutte e 3 trattative già definite e in attesa quindi di essere ufficializzate. Archiviati questi innesti, il direttore sportivo Osti si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. L'obiettivo prioritario resta Luvumbo. Con il Cagliari esisterebbe già una base d'intesa e il Palermo aspetterebbe soltanto il sì definitivo dell'attaccante angolano. Il club di Viale del Fante tiene d'occhio però anche Rao, che nell'ultima stagione ha giocato a Bari, ma di proprietà del Napoli. L'ultima parola spetta ad Allegri, che lo vorrebbe valutare in ritiro. Sul fronte cessioni, Osti lavora per trovare una squadra a Matteo Brunori. L'attaccante è sotto contratto col Palermo fino al 2028 e il suo stipendio è vicino al €1.000.000 netto. Brunori non andrà in ritiro con i compagni in attesa di una nuova sistemazione. Nella stessa situazione dell'attaccante ci sono anche Diakité, Buttaro e Nicolau, rientrati dai rispettivi prestiti ma fuori dal progetto tecnico. Il Palermo dovrebbe decidere di non puntare anche su Blen e Gomez, in scadenza nel 2027. È tutto, grazie per l'attenzione e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.